Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Bentrovati telespettatori a una nuova puntata di Trieste in diretta. Vado subito a presentare gli ospiti, ovviamente così capirete anche l'argomento che andiamo a trattare. Daniela Dado, presidente del Conservatorio Tartini, bentrovata. Buonasera. E poi il dottor Sandro Torlontano, direttore del Conservatorio Tartini. Buonasera, grazie dell'invito. 120 anni di Tartini, 120 anni sono tanti, abbiamo ovviamente, siamo venuti l'altro giorno proprio a sentire e ascoltare la vostra conferenza stampa per presentare anche gli eventi che sono correlati a questi 120 anni che si festeggeranno per tutto il 2023. Domani per esempio si apre col concerto del 3 maggio al Politeama Rossetti di Trieste, insomma un evento proprio per celebrare i 120 anni del Conservatorio Tartini. Cosa ci aspettiamo? Allora, ci aspettiamo una grande affluenza di pubblico, perché il Tartini abbraccia Trieste e il pubblico serve ai nostri musicisti. Il concerto sarà assolutamente gratuito, per cui invitiamo tutta la cittadinanza che non ha ancora confermato, alcuni hanno già confermato la loro presenza, invitiamo tutta la cittadinanza interessata a questo tipo di eventi ad intervenire. Possono venire anche all'ultimo momento, ci sarà posto. Il concerto prevede 2 momenti musicali di grandissima importanza e molto belli. Adesso chiedo un attimo al direttore di essere più specifico nel presentarli. Sono 2 chicche comunque, prego. Certo, avremo innanzitutto l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Tartini, quindi tutte le forze dei nostri strumenti si esibiranno domani sera e i concerti saranno 2 brani molto belli, molto importanti e molto impegnativi. Uno è il concerto di Saint-Saëns per pianoforte e orchestra, numero 5 in Fa maggiore, opera 103, e l'altra è una sinfonia numero 1 in sol minore di Kalinikov, che è un autore russo. A dirigere sarà la nostra docente di esercitazioni orchestrali, che è la nostra docente ma è una delle bacchette più importanti e più prestigiose nel panorama nazionale ed internazionale, quindi siamo molto felici di vederla all'opera qui a Trieste con il nostro conservatorio. Come solista avremo un studente giovanissimo del 1999, quindi appena 23enne, 24 anni, Andrea Furlan, che è stato selezionato dopo un'audizione che abbiamo fatta interna al conservatorio. Posso dire che con grande soddisfazione che l'audizione è stata molto difficile selezionare, perché il livello è stato altissimo degli studenti e questo ci fa molto, molto piacere, insomma. Quindi gli studenti che sono stati scartati erano di livello altissimo, è stato veramente difficile selezionare e scegliere qualcuno. Queste sono le buone notizie, perché l'eccellenza comunque del Conservatorio Tartini porta a richiedere anche un livello molto alto, insomma. Sì, il livello, devo dire, degli studenti di Conservatorio al Tartini è molto alto e cresce di anno in anno e questo ci fa veramente tanto piacere. Lei ha fatto l'appello, Presidente, a venire ovviamente allo spettacolo dopo il periodo anche che abbiamo vissuto in questi anni con la pandemia, poi il tema della guerra e poi ci torneremo forse su questo passaggio dell'Ucraina perché il Tartini ha avuto un ruolo molto importante in questo. Insomma, c'è bisogno di tornare a pensare all'arte, alla musica, sia per imparare che per rilassarsi. Allora, io penso che la musica sia un qualcosa che ci prende, che prende ciascuno di noi in maniera diversa, non solo a seconda delle proprie competenze, ma a seconda del proprio stato d'animo. Abbiamo sempre detto che la musica unisce, no? Però la musica tante volte ha anche salvato. Io da quando sono stata nominata recentemente Presidente del Conservatorio ho conosciuto una realtà che prima non conoscevo, la musica mi piace, non suono nessuno strumento, però
mi sono avvicinata alla musica in un altro modo e ho incominciato a pensare, quando io vado ai concerti e il conservatorio in realtà settimanalmente offre dei concerti sempre gratuiti, e sulla gratuità poi vorrei sottolineare qualcosa, e con, devo dire, una grandissima affluenza di pubblico. Ecco, sentendo questi concerti io mi sono accorta, parlo a livello personale chiaramente, ma penso succeda anche ad altri, che la mia testa, il mio cervello, le mie emozioni sono di volta in volta diverse. E allora ho pensato una cosa, mi sono ricordata di aver letto un libro quando durante le persecuzioni naziste nei campi di concentramento si suonava la musica, i deportati costituivano un'orchestra e la musica ha salvato tanti di loro. E questa musica, che poi è stata composta in quel periodo tragico, adesso, mi corregga se sbaglio il direttore, viene riscoperta, viene portata a conoscenza di tanti. E allora la musica non è solo sentimento, è anche forza di vivere, no? Il conservatorio con questi concerti che vuole fare, con la gratuità assoluta, vuole avvicinare il pubblico, anche un pubblico non qualificato, alla musica, vuole offrire un qualcosa che in realtà diventa utenza di tutti, anche di chi non ha la possibilità di dire vado a un concerto, mi pago un biglietto, e questo è fondamentale. E la gratuità del concerto di domani sera per noi è proprio un abbraccio alla città, un voler condividere. Certo, è un messaggio importante, e gli artisti che domani si esibiranno, io li chiamo artisti perché insomma fanno un qualcosa che io non potrei concepire per me stesso, per esempio, quindi è un'arte, è veramente, hanno appreso un'arte a tutti gli effetti. Chi sono le persone che si esibiscono domani? Il loro profilo? Sì, ovviamente non possiamo citare nomi e cognomi di tutti, certo. Però insomma, chi sono questi? Allora, domani ci saranno sul palco oltre 60 studenti, sono tutti studenti del Tartini. Questa è una grande soddisfazione, perché tutti i concerti che ricordava la nostra Presidente, che sono gratuiti, sono fatti tutti con le nostre forze, cioè con i nostri docenti e con i nostri studenti. Quest'anno organizzeremo oltre 150 concerti. È un'attività molto impegnativa per una istituzione che è prima di tutto formativa, ma noi crediamo molto nella produzione artistica, nella produzione musicale, perché è per i nostri studenti il primo impatto con, come si dice in gergo, la polvere del palcoscenico, e quindi per loro crea le prime esperienze ed è anche un primo contatto con quello che sarà, si spera, poi il loro lavoro e il loro futuro. Ecco, direttore, domani si festeggiano i 120 anni con questo concerto, poi però ha detto prima tantissimi eventi, tantissimi concerti, 150 appuntamenti durante il 2023, ci può già anticipare qualcos'altro? Allora, i concerti sono 150 e sono interni al conservatorio, ma anche appuntamenti esterni, perché c'è da dire che noi collaboriamo moltissimo con associazioni, con enti, con musei del territorio, proprio perché fare i concerti all'esterno è anche un'opera di divulgazione musicale sul territorio, nella quale noi crediamo moltissimo. Giusto per darle un esempio, faremo anche 2 produzioni operistiche, una dell'opera di Parcel al Teatro di Muggia, che festeggerà i 100 anni, e un'altra con il progetto Italia-Serbia, con Bartók, il Barbablù di Bartók, a Mittelfest, e che poi sarà, siccome è un progetto Italia-Serbia, quindi un progetto fatto in collaborazione con le accademie di Novi Sad, con l'Accademia di Belgrado, alla quale partecipano anche però il Conservatorio di Venezia e l'Accademia di Belle Arti di Venezia, si produrranno queste opere al Mittelfest e poi saranno trasportate, esportate in Serbia. La cosa bella è che le produzioni sono interamente del Conservatorio, cioè
sia la parte che è in scena, sia la parte che è dietro le scene, quindi il tecnico di regia, il tecnico di palcoscenico, il direttore di scena, il suggeritore, ecco, tutte le forze sono del Tartini, e questa per noi è veramente una grande gioia. Ovviamente per informarsi su tutti questi eventi c'è il sito, chiaramente. Sul sito noi mettiamo tutti i nostri appuntamenti, tutti i nostri concerti. Presidente, prima parlavamo che il Tartini è diventato anche quasi anche un centro di accoglienza in un certo momento, no? Abbiamo visto che avete accolto numerosi musicisti, persone provenienti dall'Ucraina. C'è stato un periodo in cui, recentissimo, in cui il Tartini ha avuto e continua ad avere un ruolo davvero importante. Lei questo lo ha sottolineato l'altro giorno durante la conferenza stampa. Si vede, io ritengo che nella vita ci vuole sempre un'attenzione agli altri. Il fatto che noi domani sera ci troveremo a Rossetti e nella pace più totale ad ascoltare una bellissima musica con un pubblico attento e affettuoso, io penso che per noi questo sia un grande privilegio. E di questo privilegio noi non possiamo godere esclusivamente, dobbiamo avere sempre attenzione agli altri. Il Tartini, con il progetto Erasmus, che vede in Italia il maggior numero di studenti Erasmus presenti rispetto ad altri conservatori, e sappiamo che Tartini è uno dei 13 conservatori storici italiani. Dicevo, quando c'è stato lo scoppio della guerra in Serbia, il direttore mi ricordava che c'era già nell'ottica del Tartini la volontà comunque di recepire questi studenti Erasmus e di farli venire. Naturalmente la guerra ha accelerato tutto, il conservatorio si è adoperato per cercare di velocizzare la loro venuta, salvandoli sostanzialmente, no? Da una situazione pericolosa e comunque dolorosa. Di questo noi dobbiamo ringraziare, oltre al conservatorio, anche la questura, la prefettura, che si sono adoperati con grande velocità per far sì che questi ragazzi arrivino. Sono arrivati in 8, no? Se non ero in 8, più donne che uomini, sì. Perché i ragazzi sono stati trattenuti, e di questi 2 minorenni che sono potuti venire soltanto perché a questo punto, lo diciamo, il direttore si è reso disponibile a fare da tutore fino al raggiungimento della maggiore età. Questi ragazzi sono venuti, stanno al conservatorio, sono stati accolti da tutti con un enorme affetto, con un'enorme disponibilità. Il direttore dell'Accademia di Kiev, Timoshenko, è arrivato qui da noi circa un mese fa. Questi ragazzi, questi musicisti, questi studenti hanno suonato insieme ad altri studenti italiani e non del conservatorio, hanno cantato i loro canti popolari, hanno condiviso un momento di enorme emozione con tutti i presenti. Questa è stata un'unione molto profonda, un momento che non va dimenticato. Ecco. Questo cercano di fare. E più adesso quanti sono gli studenti presenti in conservatorio più o meno? Allora, abbiamo in conservatorio oltre 630 iscritti, di cui 1/3 degli iscritti proviene da vari paesi del mondo. E diceva bene la Presidente per la questione dei ragazzi ucraini. Devo dire molto importante è stato anche l'apporto della Regione e dell'Ardis, che ci hanno subito dato un'accoglienza anche per quanto riguarda il sostegno logistico, che poi alla fine è molto molto importante. E poi tenendo conto, sempre restando in argomento, dei 120 anni del Conservatorio Tartini, ovviamente immagino anche l'organizzazione di volerli festeggiare così bene in questo 2023, perché insomma avete un calendario bello fitto. Prego. Allora, per l'idea, devo dire con grande soddisfazione, con grande piacere che si è tornati
a riempire le sale e questa per un musicista prima che per un direttore è molto importante. Devo dire che il pubblico sentiva l'esigenza di tornare nelle sale e non appena si è riusciti a riaprire e a riorganizzare i concerti abbiamo visto un grandissimo afflusso ai nostri concerti. I nostri concerti del mercoledì sono sempre pieni e l'idea allora di ampliare, quest'anno ci è venuta l'idea di ampliare questa possibilità di produzione artistica creando 2 delegati, un delegato che potesse seguire la parte diciamo ordinaria che è quella dei concerti di tutti i mercoledì, i concerti nazionali e una parte straordinaria e internazionale proprio per allargare le vedute e allargare il panorama e anche il numero di concerti da poter offrire perché come dice lei il calendario era talmente fitto che sarebbe stato difficile da seguire. Con questo ringrazio e devo ringraziare moltissimo gli uffici amministrativi che si impegnano molto più del dovuto per poter fare anche appunto queste attività che esulano dall'attività esclusivamente formativa per quanto importante e fondamentale per noi perché da noi si viene per studiare musica. Però ecco, tutti questi altri aspetti, se non ci fosse passione, partecipazione e dedizione di tutto l'apparato, non ci si riuscirebbe a fare. Come ha detto prima il direttore, prima ha parlato del fatto che gli eventi, i concerti, il Tartini regalano soddisfazioni anche perché sono sempre pieni, no? E poi c'è un richiamo forte anche di pubblico e di persone affezionate. Mi permetto di dire, Presidente, che è anche merito, credo, proprio della città di Trieste stessa, perché il triestino medio stesso è molto legato al teatro, alla musica, al cinema, cioè è una realtà, è una bella realtà questa in cui il Tartini si sposa perfettamente. Allora, la nostra è una città mitteleuropea e dire che una città mitteleuropea non è una parola, è una realtà. Se noi pensiamo al numero delle chiese che ci sono a Trieste, al numero delle confessioni religiose, al numero di teatri, no? Perché ne abbiamo tantissimi, teatri lirici, Rossetti, La Contrada, il Verdi, e se noi pensiamo a quanto i triestini tengano alla loro cultura sotto vari aspetti, basti pensare a quelle conferenze, lei le ricorderà che sono state fatte l'anno scorso, la domenica, al Teatro Verdi, aperti al pubblico, gratuite, c'era la fila dalle 8 di mattina delle persone che attendevano di entrare. Trieste è una città che risponde in maniera molto forte e che ama la cultura e che ama la musica. E questo rende più facile per noi Tartini operare e secondo me è una gioia anche per i frequentatori, per la città. Come sono i rapporti con gli altri conservatori anche, soprattutto quelli storici? Allora, no, il rapporto è ottimo. Assolutamente sì. Più che altro come avvengono i contatti, cioè ci sono collaborazioni fisse che riuscite a... c'è un calendario specifico? Sì, certo. Allora, intanto ogni 4-5 settimane io sono al Ministero per la conferenza dei direttori e quello è un momento molto importante perché ho una foto di lei con Mattarella. Ah, questa da qualche parte qui. Questo è un altro capitolo, ne parliamo dopo. Dopo facciamo un accenno, assolutamente. Ce l'ho qui da qualche parte. Questi incontri al Ministero, oltre ad essere approfondimenti importantissimi con tutti i vari decreti che escono continuamente, e quindi approfondimenti che facciamo insieme con i dirigenti del Ministero, sono per noi anche dei momenti di allacciare amicizie, anche collaborazioni. Noi per esempio con il Conservatorio di Venezia abbiamo una collaborazione strettissima, anche come le dicevo prima, con il progetto Italia-Serbia, con il quale produrremo queste 2 opere, così come il Conservatorio di Udine. Cioè le partecipazioni e le collaborazioni sono sempre molto, molto strette e molto sentite. Tra l'altro adesso si aprirà un decreto che quasi un decreto sul reclutamento, ma è una cosa un po' complicata, che ancora di più unirà i conservatori.
Molto bene, e l'abbiamo accennato, portiamolo avanti, insomma, io so che avete suonato per il Presidente della Repubblica. E non solo. Sergio Mattarella, e non L'Orchestra solo. d'Archi del Conservatorio è stata invitata per il Giorno del Ricordo Sì. al Quirinale, 12 elementi, tra l'altro tutte ragazze. È stato un caso, eh? Sì, no, non vogliamo parità di genere, cose, non ci appartengono assolutamente. No, è stato un caso che fossero tutte donne. Perché comunque i due studenti che dovevano venire poi all'ultimo momento sono stati sostituiti, erano tutte donne. Giusto, bravo. No, comunque invece mi preme sottolineare che non erano tutte donne triestine, c'erano, certo. c'era un'Ucraina, Ucraina, Serbia, Macedonia, esatto. Montenegro. Ecco, cioè proprio Sì. dal centro Europa. Anche in Erasmus. Esatto, hanno suonato, devo dire, in un silenzio assordante, sono state bravissime. È stato un momento l'emozione anche di molto suonare. commovente. Devo dire sono state molto brave perché oltre ad essere tecnicamente molto preparate, sono state in grado di dominare perfettamente l'emozione. E quando io le dicevo che per noi è molto importante la partecipazione di domani sera al concerto per i 120 anni, perché la cosa fondamentale per i musicisti è il confronto col pubblico, il fatto anche di riuscire a dominare le proprie emozioni, a non aver paura di sbagliare, a andare avanti nel progetto in cui credono. Sono state talmente tanto brave che poi siamo stati chiamati dalla Russa al Senato il giorno della festa della donna, e questa orchestra d'archi ha suonato in quell'occasione, e anche lì c'è stato un grande riconoscimento. E noi speriamo poi che queste esperienze possano essere ripetute in maniera fattiva, insomma. Sono soddisfazioni che danno anche lustro ovviamente al conservatorio stesso, che ha una storia secolare, perché si può dire, insomma. Sì, la foto che citava lei era con me, con la Presidente, con tutte le ragazze. L'ho qui da qualche parte. Devo dire che il Presidente Sergio Mattarella ci ha riservato veramente una grandissima accoglienza, gentilezza, ci hanno ricevuto in una saletta a parte solo a noi, e il Presidente ha voluto ringraziare tutte le componenti dell'Orchestra d'Archi e alla Presidente e al sottoscritto. Soddisfazione anche per chi suonava, sì, giustamente. Assolutamente. Ma assolutamente. vede, scusi se sono interrotta, vede, la cosa che colpisce, l'aspetto che colpisce secondo me è la sinergia che c'è in questa istituzione, cioè è come se ognuno di coloro che frequentano e lavorano al conservatorio, e se dico ognuno dico i maestri, il direttore, il personale amministrativo, tutti, sono tesi a ottenere un risultato che poi alla fine è il risultato del conservatorio, ma che è un risultato per coloro che frequentano il conservatorio e che un domani si spera riescano a attuare e a lavorare in un ambiente e per qualcosa in cui loro veramente credono. Cioè questo è sensazionale, secondo me. Quando lei diceva, ma quali sono i rapporti tra i conservatori? C'è una sinergia totale, non ci sono gelosie, non ci sono... È come se tutto fosse proiettato, non dico in un mondo ideale, perché non esiste un mondo ideale, però con dei comportamenti univoci, no? Con dei comportamenti tesi ad un risultato, con un risultato per i ragazzi, più che poi diventa il risultato del conservatorio, in realtà, no? Però è una cosa, oggi come oggi, in un mondo come questo, che insomma tutti lo conosciamo, no? È un mondo abbastanza difficile, un mondo dove ognuno cerca di prevaricare un po' l'altro, di avere dei risultati migliori dell'altro. Ecco, questo è un aspetto che io, quando sono entrata al conservatorio, di questo aspetto io sono rimasta molto colpita devo dire. Perché giustamente le dici, in un mondo individualista come quello di oggi, dove prevaricare, essere il migliore è la regola,
invece la sinergia, la collaborazione, il vivere in un ambiente comune ti insegna dei valori importanti. Assolutamente. E tutti i ragazzi erano contenti quando le loro colleghe sono andate a suonare da Mattarella, dalla Russa, cioè non c'è mai stato, no, sì, direttore, un momento per cui ma loro e noi no, cioè, e anche alla fine di tutti i concerti che vengono tenuti al conservatorio, è bello vedere come gli studenti aspettano per andarsi a complimentare con i loro colleghi. Che sono compagni di studio in questo momento. Certo. E mi sovviene una curiosità, oddio, un minuto scarso. Al di là di ucraini accolti anche recentemente e italiani ovviamente, sì, c'è una percentuale particolare di altri studenti stranieri che spicca più di altre? Beh, diciamo l'area balcanica è la più numerosa, questo senz'altro, cioè tutta la parte Serbia, Montenegro, sono moltissimi gli studenti che vengono da noi. Era una curiosità che avevo. Anche perché hanno una tradizione molto forte, no? Loro certo, hanno una tradizione molto forte anche proprio di formazione musicale e quindi ci tengono molto. Però io vedo che venendo a Trieste loro amano proprio venire a Trieste a studiare e questo ci fa molto piacere. Allora io vi devo augurare buon concerto per domani, grazie, ovviamente, complimenti per il lavoro, grazie, buon compleanno al Conservatorio Tartini. Lei verrà domani sera, vero? Per i 120 anni. Non può dirci di no. Ci proviamo. Va bene, ci proviamo. Noi saremo contenti se ci saremo. Vi ringrazio, grazie alla Presidente Daniela Dado del Conservatorio Tartini e ovviamente grazie al direttore Sandro Torlontano per essere stato con noi e di nuovo buon lavoro. Grazie a voi telespettatori per averci seguito in questa prima parte di Trieste in diretta, spazio pubblicitario e poi ci ritroviamo per la seconda parte. Ben ritrovati telespettatori alla seconda parte di Trieste in diretta, il punto sulla scienza, o meglio scienza e virgola. Ecco di cosa andiamo a parlare oggi, l'edizione di quest'anno. Presento subito gli ospiti, la dottoressa Francesca De Ruvo, ufficio comunicazione fissa, ben trovata. Buonasera. E poi il dottor Giacomo Destro, project manager dell'evento del Master in Comunicazione della Scienza della SISSA. Ben ritrovato. Buongiorno, buonasera. Allora, gli esperti siete voi, ovviamente incominciamo con la rassegna Scienza e virgola di quest'anno, tantissima carne al fuoco, tantissimi ospiti, un'organizzazione come al solito magistrale, anzi non deve essere neanche stato facile riuscire a organizzare il tutto, ospiti di eccellenza, premi Nobel, insomma ne abbiamo tanto di cui discutere. Da dove partiamo? Allora, partirei proprio da come è stato organizzato, perché è un evento veramente complesso, abbiamo decine di eventi divisi tra laboratori, presentazione di libri, dialoghi, teatro, cinema e quant'altro, per cui mi preme ringraziare ovviamente noi da soli. Io faccio parte del laboratorio interdisciplinare della SISSA, che ha come direttore il professor Gambassi. Noi come laboratorio di per sé non avremmo potuto tirar fuori tutto questo insieme di eventi senza innanzitutto il supporto economico della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, che ovviamente ringraziamo, della Fondazione Kathleen Casali e della Fondazione Pet Scholar di Trento, ma soprattutto nel costruire il cartellone abbiamo avuto l'aiuto, l'assistenza assolutamente fondamentale dei nostri partner storici. Scienza e virgola è la sua 7ª edizione, peraltro un'edizione che si preannuncia in ulteriore crescita rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno avevamo più di 1000 persone che hanno assistito, quest'anno probabilmente saranno di più anche perché ci sono più eventi. Dicevo dei nostri partner che sono il Teatro Miera Buonaventura, che sarà quello che ospiterà gli eventi serali, il Caffè San Marco e la libreria del San Marco sarà la libreria ufficiale del festival, e Casa del Cinema di Trieste e il Trieste Book Fest, che si è occupato di alcuni laboratori. Mi preme, concludo, ringraziare anche però tutte le altre realtà che hanno dato un piccolo contributo comunque, quali ad esempio l'Immaginario Scientifico che ospiterà un laboratorio, la libreria Lovat che ospiterà alcune presentazioni dei libri, la libreria Ubic e Artisti Associati di Gorizia che ci permetterà di fare un evento di teatro scienza
molto molto bello, ha prodotto proprio per Scienza e Virgola Gradisca di Sonzo. Quindi come lei diceva, c'è tantissima carne al fuoco e ovviamente è anche bello lo spirito di squadra delle realtà triestine e non solo triestine che si uniscono per portare un po' di scienza, dell'attualità scientifica. Il filo conduttore è la scienza partecipata, quindi la partecipazione, l'inclusione e presentarli al pubblico della città. Questo mi piace molto perché poi anche la divulgazione scientifica, quindi il poter parlare di scienza con persone che possono essere appassionate, interessate, ma anche che per la prima volta magari si affacciano a certi temi, perché molto spesso lo scienziato, il ricercatore, colui che si occupa di, dico banalmente, scienza, viene sempre visto come un mostro sacro, no? Come una persona che sa tutto e sa cose molto difficili. Invece la bellezza anche di un festival come questo è di poter spiegare certi fenomeni e spiegare la scienza con un linguaggio alla portata di tutti. Assolutamente, questa è la missione di Scienza e Virgola. Infatti appunto abbiamo veramente una varietà molto ampia di eventi che vanno un po' a interessare dai bambini alle persone appunto un po' più dentro la scienza, ma anche ad esempio abbiamo la presentazione di un libro che parla della chimica in casa, cioè tutta la chimica che c'è nelle nostre case, per cui quanto più di vicino alla vita quotidiana. E poi invece appunto ci sono anche eventi che vanno un po' più diciamo sul generale, su come funziona la scienza oggi. Allora, dottoressa De Ruvo, si parte il 4 maggio. Si parte il giusto? 4 maggio, e si esatto. conclude il 24. Si conclude il 24, sì, quello del 24 sarà un evento satellite che si terrà al Teatro Miela, in cui saranno presenti 2 premi Nobel, David Gross e Parisi, premio Nobel nel 2022 per la fisica. Partiamo il 4 maggio e partiamo sia a Trieste che a Gradisca di Sonzo. A Gradisca di Sonzo andrà in scena L'Antigone, uno spettacolo teatrale di Guido Chiarotti, sostenuto appunto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre a Trieste sarà presentato il documentario Margherita, la voce delle stelle, un documentario dedicato alla scienziata Margherita Hack, che con Trieste appunto ha un legame molto speciale. È stata infatti la direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, è stata la prima donna in Italia a ricoprire questo incarico, e quindi ci sarà proiettato questo documentario in cui c'è un'inedita registrazione, cioè proprio la sua voce. Questa registrazione è rilasciata a Federico Taddia, che è un suo caro amico e biografo ufficiale, e quindi avremo modo di entrare nella vita di Margherita Hack. Il direttore artistico è Paolo Giordano, giusto? Il direttore artistico è Paolo Giordano, e molti saranno gli eventi che lo vedranno appunto partecipare a Scienza e Virgola. Il 5 maggio sarà in dialogo con la scrittrice Antonella Lattanzi e con il professore Giuseppe Ricci del Burlo Garofalo, e ci sarà questo dialogo che attraverserà i temi della maternità, perché Antonella Lattanzi nel suo ultimo libro Cose che non si raccontano racconta appunto di questa voglia di maternità negata dall'età, dalla biologia, e quindi appunto interverrà anche il professor Ricci per parlare di maternità tra letteratura e scienza, insomma. Toccare vari temi, varie materie, parlando di scienza come sfondo anche, ma è protagonista, però riuscendo anche a sviscerare varie tematiche dei giorni nostri e del passato. Come si fa a riuscire a condensare tutto questo in un festival e attrarre quindi anche le persone a partecipare? Per esempio, immagino che poi ognuno selezionerà anche la tematica che preferisce. Ecco, come... Innanzitutto attraverso la varietà dei format, nel senso, come dicevamo, abbiamo presentazioni di libri, abbiamo dialoghi, abbiamo laboratori, abbiamo teatro scienza, abbiamo proiezioni di documentari, di film. Ci sarà anche proiettato il film Siccità di Paolo Vizzì, di cui peraltro Paolo Giordano è uno degli sceneggiatori, e però che sarà preceduto da un dialogo su che futuro ci attende. E quindi diversità nei format e diversità anche negli argomenti, perché una persona naturalmente può essere portata più a interessarsi alla fisica oppure alla chimica o all'ecologia, alle neuroscienze, quindi noi cerchiamo di coprire per quanto possibile tutti gli ambiti e tutti
tutte o quasi le tipologie di interazione con il pubblico. Mi rifaccio anche agli appunti che gentilmente mi avete anche fornito, che dal 4 al 9 maggio, quindi fino all'evento culminante Scienze Virgola, proporrà incontri, confronti, focus su letteratura scientifica, dicevamo prima, ma anche eventi esperienziali come spettacoli, proiezioni, degustazioni, laboratori per adulti e per bambini. Ce n'è per tutti i gusti. Assolutamente sì. Ad esempio il 5 maggio avremo un evento che è diviso in 2 parti legato all'olfatto con la professoressa Anna Menini della Sissa. Quindi ci sarà una prima parte che è più un seminario e poi una degustazione al buio organizzata con l'Antico Caffè Libreria San Marco, quindi avremo modo anche di provare questa degustazione al buio di vini e salumi. Insomma, unire il dilettevole anche, giustamente. Assolutamente. E poi interessante che subito dopo ci sarà anche un aperitivo, perché proprio appunto la scienza non è solo serietà nel senso assoluto. Sarà un aperitivo con DJ set e un'installazione di arte e scienza che peraltro riprende un tema che a Trieste è particolarmente caro, perché riprende il discorso degli incendi che ci furono quest'estate, per cui sarà un momento di festa ma anche di riflessione, perché ovviamente è un festival scientifico. C'è spazio per la meccanica quantistica? C'è per la fisica teorica, forse l'ho anche detto male. Perché... Ok, allora per la fisica teorica c'è uno spazio con Qumran Vafa. Qumran Vafa, sì. È un professore di Harvard e ci presenterà appunto il suo libro che è Enigmi per decifrare il mondo, e così avremo modo di... sì. di scoprire un po' le leggi che regolano la natura, sì. Attraverso appunto gli enigmi. È un libro molto molto interessante. Questo deve essere interessante. Sì, assolutamente. Cioè porsi delle domande, degli enigmi per poter darsi... Esatto, per aiutarsi nella ricerca scientifica. Lui peraltro è un professore di Harvard, ma siede sulla cattedra, è Hollis Professor, quindi è la cattedra di scienze naturali più importante al mondo. Possiamo dire un po' sottovoce che spesso è un odore di Nobel, e quindi sarà presente con noi alla libreria Lovat. Lui sarà moderato dal professor Mussardo della Sissa, che ha tradotto peraltro il libro che verrà presentato, ma non solo. Un altro nome che mi viene da suggerire, proprio perché a primo impatto forse non è così evocativo, ma in realtà ha molto da dire, è quello di Sheila Jasanoff, che sarà appunto moderata sempre da Paolo Giordano. Lei è la vincitrice dell'equivalente nelle scienze sociali del premio Nobel, e è lei che da anni porta avanti un discorso su la scienza gentile, appunto la scienza partecipativa, la scienza inclusiva, una scienza appunto che sia gentile o umile. Noi abbiamo dato il titolo all'evento, la scienza umile, e anche quello sarà estremamente interessante, e sarà la domenica pomeriggio alle 18:15 se non sbaglio, al Caffè San Marco. Al Caffè San Marco. No, comunque queste informazioni si possono reperire attraverso? Allora, innanzitutto il sito, che è www.scienzevirgola.it, poi in tutte, appunto al Caffè San Marco, alla libreria Lovat, alla libreria Ubik, al Teatro Miela abbiamo distribuito i libretti in cui ci sono tutti i programmi, per cui se uno passa da uno di questi luoghi può prenderlo e studiarsi. A libero uso, insomma, poco assolutamente. Sì. Allora, faccio come fa Bosazzi ogni tanto, no? Faccio una dissertazione, una digressione. Allora, io molto recentemente, negli ultimi anni appassionato alla fisica teorica, non capendoci nulla a livello proprio didattico, no? I miei studi sono completamente diversi, però mi ha affascinato. E quindi io generico, che per la prima volta voglio interfacciarmi a un festival del genere, con che atteggiamento ci devo andare, pur sapendo di dover solo ascoltare e imparare sostanzialmente? Ma sicuramente con curiosità e senza avere il timore di non capire nulla, perché comunque si tratta di argomenti non sempre di facile comprensione, quindi sì, con curiosità. Anche perché gli stessi scienziati, la scienza è una materia empirica, quindi di conseguenza può essere confutata col passare dei decenni. Il lavoro del ricercatore è un lavoro costante, sostanzialmente di scoperta continua. Sì, e mi permetto anche di aggiungere in merito all'atteggiamento, anche appunto in un atteggiamento non di sottomissione, cioè queste persone che
professor Vafa, che assolutamente è professore di primissimo piano, ma è lì per dialogare proprio con il pubblico, non con i fisici, perché altrimenti non lo farebbe alla libreria Lovat, lo farebbe in Sissa o all'ICTP. È lì per dialogare con il pubblico, per cui se uno ha una domanda apparentemente nella sua testa banale, di porgliela, di creare un dialogo, perché sono persone che hanno estremamente anche voglia di parlare del loro lavoro, non tra simili, ma con persone che hanno un'esperienza diversa. Giunti alla 7ª edizione, che bilancio possiamo trarre del Festival Scienza e Virgola, cioè negli anni come si è sviluppato, come è cambiato, come è cresciuto, e poi anche il portare premi Nobel, no? Molto importante e soprattutto indicativo del fatto che il festival è entrato nella consuetudine di ogni anno, insomma. Assolutamente, diciamo, quello che notiamo è una costante crescita di interesse e di partecipazione da parte del pubblico, addirittura anche nell'anno proprio successivo, cioè diciamo quando eravamo ancora abbastanza in piena pandemia, per cui c'erano distanziamenti, c'era una difficoltà anche organizzativa e di partecipazione, nonostante questo abbiamo avuto dei numeri veramente notevoli, perché c'è interesse e proprio è giustissimo, è verissimo che chiamare un premio Nobel o un nome di richiamo assolutamente ha senso, ma secondo me, appunto, come diceva Francesca, la curiosità deve spingere anche a guardare quei nomi che inizialmente non richiamano subito un qualcosa di famoso. Faccio un esempio che in realtà è molto famoso come personaggio, ma se uno legge probabilmente il programma non arriva, ma c'è un libro interessantissimo sul fatto che adesso il virus dell'HIV, ovviamente depotenziato e quant'altro, si sta trasformando in uno strumento molto utile alla medicina, e questo libro è scritto da la dottoressa Zaccheddu, che è un'ex studentessa del master, ma soprattutto dal professor Aiuti, che è il figlio del primo medico che baciò in bocca una persona seropositiva per dimostrare al mondo che l'HIV non si trasmetteva con la saliva, per cui potevamo avere una socialità anche con le persone seropositive. E quindi, ripeto, di leggere attentamente il programma, perché è veramente ricco di sorprese e di argomenti veramente interessanti. Ci siamo dimenticati qualcosa da citare o abbiamo detto più o meno tutti gli eventi? E poi sono veramente tanti poi gli eventi a cui si può assistere. Sono veramente tantissimi quest'anno, sì. E abbiamo anche alcuni laboratori, abbiamo un laboratorio di neuroscienze e fotografia sperimentale, abbiamo un laboratorio sul fumetto che facciamo in collaborazione con Trieste Book Fest, laboratori di riciclo e riuso di bioplastiche e scarti alimentari. Che altro mi sfugge? Abbiamo un laboratorio per bambini anche, quindi suggerisco per chi fosse interessato, appunto guardando sul sito, di scrivere subito, di segnarsi subito, perché si stanno rapidamente esaurendo i posti. E poi oltre ai laboratori, appunto, abbiamo un evento molto bello al Miela, che sarà la chiusura Assolutamente sì. che il Miela si trasformerà in un osservatorio astronomico in diretta con un telescopio virtuale. Sarà molto molto interessante. Avremo uno spettacolo molto bello sul tumore al seno, peraltro scritto da un'ex studentessa, e questo è finanziato dalla Fondazione Pet Scholar di Trento, che si occupa proprio di ricerca oncologica. Poi abbiamo appunto siccità, l'abbiamo già nominato, e poi torniamo un po' nel cuore di Scienza e Virgola, perché Scienza e Virgola è nato principalmente come un festival, una rassegna editoriale di scienza, e quindi abbiamo tutti i libri. Abbiamo nominato la chimica in casa, avremo uno molto interessante che ha un titolo particolare, Pensieri della mosca con la testa storta, di Vallortigara, che è un famosissimo neuroscienziato, che in realtà si interroga su quanto deve essere grande un cervello per avere una coscienza, e lui in questo libro propone la sua teoria, ovviamente ben fondata, sul fatto che non è necessario un grandissimo cervello, anche una mosca forse può avere una coscienza. Per cui appunto ora non starei a elencare completamente tutti gli eventi, perché sennò diventa una lista, ma
Se non fossi io a averlo organizzato, io ci parteciperei, perché secondo me sono veramente tanti gli argomenti e peraltro tutti gli eventi sono gratuiti e ad eccezione dei laboratori non è necessario prenotarsi. Questo è importante specificarlo, Esatto. perché è un incentivo ulteriore. Esatto, sì. Sono tutti aperti al pubblico, ovviamente ad esempio nelle serate di proiezione a esaurimento posti, ma quello ovviamente, però per il resto non ci sono vincoli, anzi più persone vengono e più Meglio partecipano, più fanno domande agli autori, più gli impediscono di parlare perché ci sono tante domande che chiedono risposte, meglio è. E ovviamente sono già partite le prenotazioni, no? Ovviamente, anche perché è agli sgoccioli ovviamente l'inizio. E avete già un feedback? Possiamo già dire qualcosa? Abbiamo già un feedback perché alcuni laboratori stanno già andando sold out, quindi le persone interessate ci sono, noi non vediamo l'ora di incontrarle. Dai, c'è un argomento che va per la maggiore? C'è qualcosa che si può dire, o meglio di no? Ma in realtà è difficile proprio perché c'è talmente varietà che non potrei dire, almeno io non so. Sì, Giacomo parlava ad esempio del libro di Giorgio Vallortigara, ma abbiamo anche un altro libro sempre sulla comunicazione animale di Francesca Buoninconti, e anche qui ci sarà la presentazione del libro, poi seguirà un laboratorio di illustrazione ad acquerello. E anche qui abbiamo visto che c'è molta partecipazione, quindi vedremo. Esatto, peraltro questo evento è in collaborazione col Festival Mari di Refare che seguirà a ruota il festival. Prima si parlava anche di plastiche, eventi dedicati, bioplastiche, perché qui si vengono portati i problemi di oggi ovviamente e quindi anche voler far ragionare l'utente che assiste a una rappresentazione piuttosto che alla lettura di una parte di un libro, piuttosto che le spiegazioni o che pone le domande agli stessi autori sul mondo che ci circonda sostanzialmente. Perché è importante partecipare a questi festival? Cioè, ok che vengono fatti perché sono dei festival dove vengono anche dati ovviamente degli aggiornamenti, dove si racconta il lavoro e il progresso scientifico, ma perché chi non è del settore è bene che partecipi? Beh, perché assolutamente si parla ormai da anni del cosiddetto concetto di cittadinanza scientifica, cioè essere completamente digiuni di argomenti scientifici preclude a un cittadino una completa interpretazione del mondo. La scienza ormai è ovunque, è veramente ovunque, noi viviamo di scienza, siamo una società assolutamente, profondamente permeata dalla scienza e ovviamente non è Scienza e Virgola che darà tutti gli strumenti, però partecipare proprio anche perché gli eventi noi ci siamo sforzati di renderli quanto più possibile divulgativi e quindi si possono avere degli input per leggere il quotidiano, per poter vivere nella nostra società con una consapevolezza un po' maggiore rispetto a chi ad esempio questi argomenti è completamente a digiuno, per cui oltre al fatto che appunto tanti saranno anche divertenti, questo laboratorio di bioplastica tra l'altro è fatto da un'associazione di Capodistria e sarà un evento, in realtà sarà un laboratorio e spettacolo insieme, per cui sarà una cosa un po' flamboyante, come dire, quindi ci si può anche divertire aumentando la nostra consapevolezza del presente e quindi per questo io suggerisco veramente di essere curiosi, anche perché dicevamo è gratuito, non togliamo nulla a nessuno tranne un'oretta di tempo per ogni evento. No, poi c'è anche la possibilità di scegliere l'evento che si preferisce, insomma, quindi diciamo che la scelta tra l'altro è ampia, una persona volendo seguire tutto non ce la farebbe. Oddio! Impegnando, si può fare, correndo ogni tanto da un posto all'altro si può fare. Si potrebbe ma fare. è abbastanza piccola da permettercelo. Sì, è possibile. E invece mi interessa sapere, una domanda che rivolgo a entrambi, è automatico per chi opera nel campo della scienza essere anche un divulgatore di scienza, cioè saper parlare di scienza e saper parlare a persone che non si occupano ovviamente dello stesso settore? Direi che è assolutamente non automatico, ogni tanto qualche scienziato che ovviamente può essere anche molto portato per la comunicazione, però la comunicazione ha degli strumenti, dei linguaggi, delle regole
che non si imparano dall'oggi al domani, ci vuole formazione, ci vuole esperienza e ci vuole anche tanta umiltà per raggiungere il pubblico. Quindi ci sono assolutamente scienziati veramente molto bravi nel divulgare, ma non direi che è una cosa automatica. Io riscontro in generale un crescente interesse soprattutto da parte dei giovani scienziati per la comunicazione della scienza. Ad esempio questo è una cosa che negli Stati Uniti si sente ancora di più rispetto al sistema italiano per varie ragioni storiche. Però non bisogna dimenticarci che non ci si improvvisa comunicatori della scienza, si può essere portati ma non ci si può improvvisare, non è una cosa che si inventa dall'oggi al domani. Quando andavo a scuola rifuggevo dalle materie scientifiche perché magari non le capivo bene come quello che mi piaceva, e quindi sentirmi raccontare una persona che sa spiegarmi queste cose fa molto piacere. Ma stava per dire qualcosa lei? No, che giustamente dico, insista, abbiamo un master in comunicazione della scienza proprio perché appunto comunicatori della scienza non ci si può improvvisare, quindi... No, infatti la mia domanda era una domanda che immaginavo la risposta per poter dire quanto è importante proprio saper comunicare, qualsiasi ovviamente sia il campo in cui si opera. Torno all'esempio che ho fatto prima, quando magari una persona va a scuola, si occupa di varie materie, fisica, chimica, matematica, e sostanzialmente lì hai il problema di imparare a fare i calcoli e se non ti piacciono certe materie magari può risultare un po' difficile. In realtà poi nella matematica c'è un mondo incredibile, un universo, tutto è matematica, come voi molto meglio di me sapete, e quindi saper trovare persone che te la raccontano è una gran fortuna, ma non è così automatico. Assolutamente no. E a proposito di scuole, perché noi abbiamo anche 3 appuntamenti nelle scuole, al liceo Carducci Dante, al Deledda e all'istituto agrario di Gradisca di Sonzo, e io devo dire che anche con l'esperienza degli anni passati gli studenti sono interessatissimi agli argomenti di scienza, quando non esattamente come diceva lei, quando non li viene presentata in una maniera didattica, ma appunto in un incontro più informale. Io ho dovuto più volte stoppare incontri di 2 ore con gli studenti che continuavano a fare domande, purtroppo dopo 2 ore dobbiamo chiudere, ma sarebbero andate avanti altre 2 ore, per cui anche lì c'è un grandissimo fermento, probabilmente perché i ragazzi hanno ancora più in mente l'importanza della scienza, che dicevamo prima, come una cosa quotidiana. Per cui... Faccio un torto se vi chiedo quali sono i vostri eventi ed appuntamenti preferiti, se avete magari anche del vostro campo di specializzazione, anche piuttosto che delle vostre curiosità, delle vostre passioni. C'è qualcosa che vi incuriosisce maggiormente? Tutto è bellissimo, partiamo da questo presupposto. Esatto. Sì. Però magari anche qualcosa di curioso che non avevate prima, per esempio, nelle edizioni precedenti. Cioè, per esempio, qual è la novità rispetto al passato? C'è qualche... Ma in realtà come grandissime novità di formati no. Io se dovessi scegliere uno, ma perché mi piace appunto il formato, è quello dell'aperitivo con l'installazione artistica, anche perché negli anni scorsi è andato molto molto bene, ce n'era uno sulle piante aliene, però oggettivamente proprio per il discorso che dicevo prima, io sono anche un po' un curioso di natura, per cui veramente spazierei. Probabilmente l'aperitivo non è così comune nei festival scientifici, un aperitivo diciamo più istituzionalizzato, per questo lo scelgo, ma in realtà veramente avrei comunque partecipato a tutti gli eventi. E lei, dottoressa? Sono d'accordo con il collega Giacomo e aggiungerei anche l'evento Astronomi per una notte al Teatro Miela. Sì. Perché appunto permetterà al pubblico di essere curiosi, di osservare appunto il Teatro Miela si trasformerà in una volta celeste, quindi sarà curioso essere come funziona? astronomi per una notte. Senza dare troppi dettagli, cosa vuol dire che si trasformerà in... C'è un telescopio virtuale che punteremo appunto sul cielo, sugli astri, e potremo fare questo esperimento di essere degli astronomi per una notte. Sembrerà quasi di stare immersi. Esattamente. Esattamente. Questo spettacolo è portato dall'Osservatorio Astronomico di Roma.
Loro hanno costruito questo Virtual Telescope e lo portiamo a Trieste. Importante anche, sottolineo, l'evento che riguarda Margherita Hack, Assolutamente, per e qui l'importanza. a Trieste è un'istituzione, tanto che c'è l'idea anche della prossima statua potrebbe essere la sua, ma ha lasciato moltissimo questa città. Le sue scoperte, le sue innovazioni sono sui libri oggi, insomma. Assolutamente. Quindi questo è davvero un dato di fatto. Allora, io vi ringrazio, ma prima di salutarci ripercorriamo un attimo le tappe. Allora, si parte il 4 maggio Sì. con la prima... A Trieste e a Gradisca Risonzo. A Trieste con il documentario su Margherita Hack e a Gradisca Risonzo con lo spettacolo teatrale Antigone. E mi raccomando, per chi non l'abbia ancora fatto, ci sono pochissimi posti disponibili Per i laboratori, per cui- laboratori, perché davvero sono eventi che vanno presi in considerazione presto, anche per riuscire poi a parteciparvi. Ma insomma, chi può dare un'occhiata al programma vada anche sul sito di Scienza e Virgola, www.scienzevirgola.it. quindi insomma lì si possono trovare tutte le informazioni, poi immagino anche attraverso i social media. Esatto, sulle pagine Facebook della SISSA E e anche del del Master in Comunicazione della Scienza. Sì. Molto bene, allora io vi ringrazio, grazie alla dottoressa Francesca De Ruvo per essere stata con noi e buon lavoro. Grazie a lei. E buon lavoro anche al dottor Giacomo Destro, complimenti veramente per l'organizzazione e Grazie. tornerete a raccontarci Quando volete. come sta Certo. andando e come andate, insomma. Assolutamente, grazie. Grazie a voi telespettatori per averci seguito anche in questa puntata di Trieste in diretta. Da parte mia, buona serata. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.